Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Aiù, è l'una di notte, ho appena finito di registrare il video che poi uscirà alle 12:30. Napoli-Inter 1-1 il giorno dopo, quindi quello uscirà a mezzogiorno e mezzo. Mi raccomando, andatelo a vedere, attivate la campanellina, questo è il video delle ore 9. Detto questo, aiù, vi siete iscritti al mio canale? Ancora no? E quindi che cavolo aspetti? Iscriviti al canale che dobbiamo arrivare a 3000 iscritti. Aiù, conferenza stampa post partita di Luciano Spalletti. Andiamo a leggerla, andiamo a capire un pochino che è successo. Perché il Napoli ha pareggiato, perché il Napoli è... Comunque andiamola a leggere. Vediamo di capirci qualcosa, perché voglio, sinceramente, è un pareggio che mi lascia un po' l'amaro in bocca, vi devo dire la verità. Comunque, 1-1, risultato giusto? Complessivamente sì, siamo obiettivi. Ci sono capitati un paio di palloni dove potevamo segnare. Loro bravi a sfruttare una situazione che fa parte delle loro caratteristiche e qualità. Qui secondo me sta parlando del gol di Dzeko, hai una carambola clamorosa. Io non so veramente a quale santo noi ci dobbiamo votare, perché voglio, tutti gli anni, tutte le partite c'è sempre un episodio contro al Napoli. Cioè, ma non un episodio che tu dici, vabbè, un episodio che tu stavi vincendo 4-0, no. Un episodio che succede sempre tu quando sei nel pieno del controllo della partita, perché voglio, il primo tempo il Napoli era in controllo totale, poi i primi 30 secondi, dopo 42 secondi, 32 secondi ha segnato l'Inter, quindi e tu già ti destabilizzi, perché vuoi impostare il secondo tempo in un altro modo e ti ritrovi a reimpostarlo dopo appena 30 secondi. Voi capite che non è la stessa cosa? Va bene? Poi andiamo avanti. Allora, prestazione che certifica le ambizioni scudetto? Cioè, e risponde lui, perché io non ho più la voglia di rispondere a questa domanda sullo scudetto, sinceramente. Allora, perché mi volete usare per i titoli dei giornali? Io non devo essere complice delle vostre organizzazioni nel creare un po' di aspettative. Io sono un complice della mia squadra che stasera ha fatto vedere il suo marchio, una leggerezza talentuosa nel far girare palla ed impostare con due mediani ed un trequartista. Contro una squadra come l'Inter dovevamo vedere dove portare il nostro discorso. Per larghi tratti ci siamo riusciti e altri no. Si cerca sempre di trovare soluzioni nuove per quelle che devono essere le nostre ambizioni. Noi dobbiamo essere ambiziosi, se a voi far gioco anche per lo scudetto, siamo disponibili per gli avversari a giocare, a voi giornalisti per i titoli, quindi vai io, pure Luciano Spalletti, su questa cosa che l'ambiente, il coso, cioè basta, ci avete un po' rotto, va bene, gli zivede, perché voglio, non è possibile che tutte le volte che il Napoli sia lì per giocarsi qualcosa di importante e qualcosa, e voi subito, i giornalisti subito, andiamo a parlare di scudetto, no, perché voglio, le ambizioni del Napoli, va bene, che tutti dicono l'ambizione del Napoli quale sarà? L'ambizione del Napoli è stato chiaro, Luciano Spalletti, è arrivare al quarto posto oppure al terzo. Il Napoli deve ritornare in Champions League perché la piazza di Napoli merita di stare in Champions League. Ma non che l'Atalanta non lo meriti, ma è un fattore economico per il Napoli andare in Champions League. Lo volete capire sì o no? È tanto difficile da capire? Cioè, io non lo so. Io dico, è tanto difficile da capirlo? Ci arriviamo? Va bene? Poi prosegue Osimhen. Pure qua, no? Tutte volte. Cioè, già vi ha risposto in conferenza post prima, il giorno prima di Napoli-Inter, e voi continuate ancora su questo discorso di Osimhen. Ma i giornalisti, miei cari giornalisti, che io non riesco a concepirli sinceramente, questi giornalisti, questi pseudo giornalisti, no? Allora, Osimhen ha fatto una buona partita, è quello che ha forza e strappo ed è quello che ci vuole. Non c'è bisogno di passare solo attraverso una strada, se ne possono usare tante per sfruttarlo, però se va troppo da solo non siamo nelle condizioni di sopportarlo. Se non prende palla rimane staccato dal gioco, ma fa parte della sua esuberanza e forza. Il calciatore Osimhen è un futuro campione, di sicuro. Cioè, pure qui, no? Tutte le volte che parlano di Osimhen, lo sappiamo Osimhen come deve essere servito, come deve giocare Osimhen,
È inutile che tutte le volte gli andate a parlare di Osimhen, cioè ma lo volete capire che dopo un po' siete ridicoli? Andate a parlare un po' di Vlahovic, andate a parlare un po' di Dybala, andate a parlare un po' di Çalhanoğlu, andate a parlare di Dzeko, andate a parlare di Lautaro che non segna da 6 partite consecutive. Cioè, quindi di cosa vogliamo parlare? Cioè io qui che io mi incazzo e dico, oh, basta, un pochino sì, poi dopo basta, perché se no si cade veramente nel ridicolo. Dai, su, Osimhen ha fatto una buonissima partita, gli è mancato solo il gol, Waiu. Osimhen ha fatto una partita buona, una partita da 6,5-7, più di quello che doveva fare. C'aveva Skriniar contro, eppure si è procurato il calcio di rigore per mandare il Napoli in vantaggio su gol di Insigne, ma questo poi ne parleremo nel video di mezzogiorno e mezzo. Quindi, più di questo, Osimhen cosa doveva fare? Se Handanovic fa i miracoli, cioè di cosa vogliamo parlare? Vabbè, abbiamo sentito la pressione sbagliando troppo. Noi siamo più leggeri dell'Inter, ma dobbiamo mantenerlo per fare girare palla. Se vogliamo portare il discorso sul riconquistare palla diventa più difficile. Abbiamo sbagliato poco, il minimo. Ed è giustissimo perché il Napoli ha sbagliato il minimo. C'è stato qualche disimpegno sbagliato di Fabian, di Koulibaly, ma Koulibaly nel complesso, aiù, è tornato appena dalla Coppa d'Africa. Più di questo, cosa doveva fare Kalidou Koulibaly? Anzi, ha fatto anche di più di quello che poteva fare Kalidou Koulibaly. Cioè, quindi, lui l'ha detto, se lo vogliamo mettere sul piano fisico noi non ci stiamo, perché voglio, il Napoli deve fare questo, deve girare palla velocemente, va bene? E il Napoli l'ha fatto, nei larghi tratti della partita, il Napoli l'ha fatto di girare la palla e di far vedere un minimo di gioco, l'ha fatto vedere, non come altre squadre con le maglie a strisce, per parlare di una squadra, ma per non parlare di un allenatore, vabbè, comunque. Detto questo, lui va avanti, no? Allora, abbiamo sbagliato poco, il minimo, loro sanno stare in campo e usano le loro qualità, l'Inter riempie bene la partita ed è questo è vero, se voi guardate il Barcellona di Guardiola, ora, perché poi questa è tattica, siccome qua su YouTube di tattica ci sono pochi che sanno veramente parlare di tattica, uno di questo è Valerio di Caffè Napoli 1926, quindi se volete sentire un po' di tattica fatta per bene da uno esperto, andate da lui. Il Barcellona di Guardiola, quando il Barcellona del triplete sto parlando, anzi cosa vinse? Vinse tutti i titoli possibili quel Barcellona. Quando si muovevano dalla difesa al centrocampo, si muovevano a mo' di rombo. In che senso a rombo? 4 giocatori era un rombo, 4 giocatori era un altro coso. Quindi si muovevano a pezzi, non singoli giocatori. Quando si muoveva uno si muoveva quell'altro. Era come se fosse un disegno, come era un pittore. Se voi lo guardavate dell'alto sembrava che quella squadra la stesse muovendo qualcuno con il joystick, o un pittore avesse disegnato delle linee precise sui giocatori, perché se tu andavi a tirare le linee erano linee precise, nette, quando il Barcellona aveva il possesso palla e quando non ce l'aveva il possesso palla. Comunque sono loro, questo abbiamo letto, sono quelli più forti e lo hanno dimostrato in campo, e quindi Spalletti lo dice, l'hanno dimostrato in campo, sono stati più forti di noi, ma io forse più forte di noi, qui si è sbilanciato un pochino, diciamoci la verità. Comunque andiamo a leggere la classifica, ragazzi. L'Inter al primo posto con 53 punti, con la bellezza di gol fatti non ci sono. Comunque il Napoli ne ha pareggiate o perse 2, vabbè, comunque detto questo il Napoli è secondo con 52 punti, stesso, ma questa non è aggiornata, va giusta classifica però. Aspetta, ora la vado a prendere la classifica aggiornata, perché questa mi sa che non è aggiornata. Se mi apre diretta.it classifiche, eccoci qua, questa è la classifica di Serie A. Napoli, Inter al primo posto con 54, Napoli con 53, Milan con 52, Juventus con 45, quindi è tutto aperto, è tutto apertissimo pure per la Juventus, perché la Juventus si potrebbe avvicinare clamorosamente al Napoli qualora dovesse vincere a Bergamo. Spero e mi auguro che l'Atalanta faccia un miracolo calcistico, perché
Serve un miracolo, addirittura la Roma è fuori dalla Conference League, no, forse in Conference ci va una cosa allucinante, se la Roma non va in Europa quest'anno, aiù, che fine che farà Mourinho secondo me. Detto questo, ci vediamo nel video di mezzogiorno e mezzo, mi raccomando, aiù, iscrivetevi al canale che è gratis, ciao!